Bonasta. E allora rinnovo intanto i miei saluti come direttrice esecutiva del Centro Studi di Tradizioni Popolari Turi Bluebella, e vi ringrazio veramente della presenza e ci tenevo a illustrarvi come si svolgerà questa nostra serata, che si intitola proprio Il nostro Natale. Perché questo titolo? Intanto perché è il Natale del centro, quindi il nostro Natale, però questo aggettivo ha anche un'altra funzione, quello di farci comprendere che quello che andremo ad ascoltare è un mix, un missaggio di poesie sia della nostra tradizione che di diverse tradizioni, e anche un mix di un qualcosa anche di più attuale, perché non è vero che la poesia in dialetto debba essere relegata al passato, anzi ci sono moltissimi autori contemporanei che scrivono in dialetto siciliano. Intanto vado a presentarvi i nostri lettori, a parte la nostra Maria Bella, avrete l'occasione di ascoltare stasera Concetto Scandurra, Lucia Corsale, Salvatore Di Pietro, Lucia Piritera e Lalla Bruschi. E poi avremo un intermezzo molto particolare perché avremo modo di ascoltare la bellissima novena di Guido Gozzano, autore che noi ricordiamo più per la sua ironia molto caustica che per altro, e invece a sorpresa è anche autore di questi deliziosi versi che verranno recitati dalle giovani piccole voci di Mata Gionfriddo, Sara Merendino, Anastasia Miceli e Sofia Rizzo. Naturalmente per tutta la serata ci accompagnerà, come ha fatto splendidamente all'inizio, il maestro Tonino Buonasera con la sua chitarra. Lo ringraziamo per l'affettuosa presenza. Quali poesie andremo ad ascoltare? Avremo una prima sezione di poesie in italiano e non soltanto, perché avremo modo di ascoltare la storia del Natale, ma soprattutto il significato più profondo del Natale. Cos'è il Natale? Secondo autori italiani e non. Infatti avrete l'occasione di ascoltare Buzzati, grande scrittore che è più celebre forse per i racconti che per i suoi versi, o per il romanzo Il deserto dei tartari che per le sue poesie, e invece ci offre questa delicata, profondissima riflessione sul Natale. Una bellissima filastrocca di Rodari. Ricordo che l'anno scorso abbiamo celebrato il centenario di Gianni Rodari, autore, una pietra miliare veramente della letteratura per l'infanzia e oltre, un grande maestro. Ascolteremo anche Trilussa, quindi il Natale grazie al dialetto, alla parlata romanesca, che ora è anche tanto di moda presso i ragazzini che hanno visto la serie di Zero Calcare, Strappare lungo i bordi, ma avremo la possibilità veramente di ascoltare un poeta immenso che è Trilussa, che ci fa riflettere sul vero senso del Natale, senza il quale il Natale è solamente un addobbo, una serie di luci senza senso. Non solo, avremo anche la gioia di ascoltare un Natale francese, il Natale di Gautier. Questa poesia non verrà tradotta perché siamo convinti che il messaggio di una poesia arrivi anche quando non conosciamo bene una lingua straniera, perché ci arriva innanzitutto la sua musicalità. Quindi già solo ascoltare parole come ange o cloche ci proietta istintivamente, anche se non sappiamo bene il francese, nell'atmosfera del Natale. Oltre a queste poesie che sono magari più legate al passato o a un recente passato, ci saranno anche delle composizioni modestamente anche mie, e quindi composizioni più contemporanee in cui il Natale viene visto con l'occhio di persone del XXI secolo. Invece la sezione in siciliano ci offre versi di Scalabrino, quindi un poeta contemporaneo, versi miei, versi di Orsini, altro poeta contemporaneo, della stessa Maria Bella, di Corrado Di Pietro, che non ha certo bisogno di presentazioni, e anche, sì, ma
abbiamo modo di ascoltare i suoi versi, e di Mercadante. Quindi abbiamo modo anche in siciliano di ascoltare versi più tradizionali legati a versi di poeti contemporanei che continuano ad utilizzare il dialetto siciliano come strumento espressivo. Quindi facciamolo anche imparare ai bambini, facciamo leggere il siciliano ai bambini, facciamolo gustare, perché è un altro codice espressivo che permette loro intanto di legarsi alle generazioni precedenti, in primis quella dei nonni, ma anche di legarsi al passato della Sicilia, perché recidere le radici di questi bambini significa loro offrire un futuro a metà, almeno per quello che è il mio modesto parere. Quindi vi lascio a godere di questa serata poetica e musicale insieme con i nostri lettori e il nostro musicista. Grazie, buonasera. Sospirosa, sua compagna, vieni a fare la novena, lo pastore di montagna, benedetto lo pastore, che va canta il nostro Signore, benedetto lo pastore, che va canta lo Signore. All'altare, caro Signore, quando nascevo, tutte le cose che ne dicevo, e falla bella la nina retta, lascia la metta suona così, e falla bella la nina retta, lascia la metta parla così, la nuvena è timmenata, Gesù la cantata, ossequiamo ora a voi, dopo il tu pensavi in noi, e parla bella la nina retta, lascia la metta suona così, e parla bella